Noi con altri colleghi siamo intervenuti a aprire gli idranti della nostra fabbrica e a spegnere l'incendio, Cercare di domarlo. cercare di domarlo, provare a domarlo finché non sono arrivati i vigili del fuoco. Cosa avete sentito? Abbiamo sentito un'esplosione, delle esplosioni, visto l'incendio e abbiamo provveduto, siamo messi in operatività. Sono stati i dipendenti del capannone vicino i primi a portare aiuto per domare l'incendio della ditta Max Stand di Saunara in provincia di Padova. Sono stati sentite anche delle esplosioni. Da una prima ipotesi dentro al capannone c'erano dei veicoli. Abbiamo radunato il gruppo fuori nel punto di ritrovo e poi abbiamo agito con la squadra di primo soccorso con le manichette nostre. Praticamente abbiamo visto questa nube di fumo nero che si alzava e subito abbiamo aperto la porta di sicurezza e ho avvisato subito i miei colleghi di uscire subito perché ovviamente si sentiva anche parecchio caldo dal capannone che ha preso fuoco. Nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto, ma la paura è stata tanta. C'è stato parecchi boati e uno principale all'inizio e dopodiché ovviamente abbiamo preso un po' di paura e siamo scappati fuori perché La paura era molto. sì, assolutamente. In quanto tempo sono arrivati i vigili del fuoco? Beh, sono arrivati presto, hanno fatto la tempestività, è stata veramente ottima.